Assessore Marco Vullo, un consuntivo dei fondi destinati dalle misure Covid per le famiglie bisognose ad Agrigento e sinteticamente quanto è stato l'importo erogato e le famiglie che ne hanno beneficiato. Sostanzialmente l'amministrazione Minciche continua su quella linea che avevamo dato con un indirizzo ben preciso, cioè andare incontro a quelle esigenze di tutte quelle famiglie che oggi vivono in uno stato di povertà, comunque di disagio sociale ed economico, e attraverso i buoni spesa regionali abbiamo ulteriormente nella giornata di oggi pagato, in queste ore sta proprio avvenendo il pagamento tramite procedura telematica sui cellulari delle persone aventi diritto, questi importi che variano in base al nucleo familiare di buoni spesa da poter andare poi a consumare nelle attività commerciali che sono convenzionate con il Comune di Agrigento. È un'importante situazione che sblocchiamo rispetto a delle problematiche legate anche al bilancio comunale e arriviamo nuovamente a quelle famiglie che vivono la difficoltà causata dal Covid, ma non solo, e quindi queste iniziative, queste opportunità mettono nelle condizioni queste fasce sociali deboli della città di avere un po' di respiro. Non ci fermeremo a questo perché continueremo a predisporre ulteriori avvisi e ne abbiamo un altro pronto per quanto riguarda fine ottobre, in modo tale che arriveremo poi all'erogazione nel periodo natalizio nuovamente dei buoni spesa per le famiglie che ne avranno bisogno e cercheremo, come dire, di allietare il più possibile attraverso questa risorsa economica quelle famiglie che comunque si trovano realmente in difficoltà e a volte nemmeno a poter fare la spesa. Quindi andiamo sempre verso questa direzione e continueremo ad informare la città rispetto alle iniziative che l'amministrazione Michiche e l'assessorato alle politiche sociali diretto da me farà. Un'iniziativa fatta anche grazie alla collaborazione dell'Associazione dei Volontari di Strada che hanno contribuito anche ad accompagnare gli utenti nella guida dei soldi disponibili. Sostanzialmente va assolutamente detto e va fatto un ringraziamento particolare ai volontari di strada che continuano, grazie alla loro azione di collaborazione, a darci una grandissima mano d'aiuto nel venire incontro a queste famiglie nella compilazione delle istanze. Ma non solo questo, perché un ringraziamento va fatto, e ci tengo a dirlo, agli uffici comunali dei servizi sociali, che grazie al loro impegno e alla loro costanza e alla loro voglia anche di venire incontro a queste fasce deboli della città, hanno messo a disposizione delle risorse anche in termini di stress per poter arrivare in tempi stretti a dare l'erogazione. E un ringraziamento va senza ombra di dubbio dato agli assistenti sociali che in questo momento hanno un contratto a tempo determinato con il Comune di Agrigento grazie alle somme del Fondo Povertà che abbiamo sbloccato, e anche grazie a loro tutto ciò è stato possibile.